Buona domenica e bentrovati all'appuntamento serale con l'informazione su Telefriuli. Domani, con l'entrata in vigore del Super Green Pass, si potrebbero verificare disagi per il trasporto pubblico locale con anche dei ritardi. Il Green Pass verrà chiesto a partire dai 12 anni di età. La soluzione dovrebbe essere quella di controlli a campione da parte delle forze dell'ordine e non dei controllori, come ci ha spiegato l'assessore regionale Pizzimenti. Sentiamolo. Assessore, siamo alla vigilia della partenza del Super Green Pass, che cambierà anche la gestione dei trasporti. Non è una cosa semplice da gestire in effetti, perché il controllo a campione comporta un'aggiunta di personale all'interno del TPL trasporti, ma soprattutto anche un'organizzazione di quello che potrebbe essere la gestione del trasporto stesso, quindi controllare a campione, fermare l'autobus, capire se possono controllare i controllori un attestato sanitario, cioè non è una cosa molto semplice. Stiamo aspettando di ora in ora notizie da Roma che purtroppo arrivano frammentarie, non sempre coerenti, e quindi siamo anche un po' in difficoltà. Anche perché i ragazzini che dovranno andare a scuola dai 12 anni in su dovranno essere muniti di Green Pass a questo punto. Questo è il problema più grosso. Ovviamente il Green Pass è previsto anche nei trasporti sia treni che gomma, quindi autobus e corriere, e per cui ci sarà un controllo a campione su questi mezzi e probabilmente comporterà anche dei ritardi dei mezzi stessi, della linea, e quindi stiamo aspettando e capire a come organizzarci, anche se in realtà lo stiamo facendo, perché col TPL SCAR abbiamo contatti continui, giornalieri, di sabato e di domenica, vediamo cosa succede. Sicuramente noi dobbiamo affidarci alle evidenze scientifiche. La parte degli under 12 ha una particolare delicatezza. Io ho espresso una mia convinzione personale perché voglio tutelare mio figlio, ma sono molto convinto che debba rimanere una facoltà in mano ai genitori. Nessun obbligo, nessun Green Pass, lo dice il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, interpellato sulla scelta di far vaccinare suo figlio. Posso consigliare di parlare con i pediatri, come farò io, ha aggiunto. E a proposito di Covid, sono 7 i morti con Covid oggi in regione, 4 donne di Trieste di 98, 87 e 76 anni, un uomo di 82 anni di Trieste, un 79enne di Gemona e una donna di 86 anni di Brugnera. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 276. 478 i nuovi contagi da 5.025 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 9,51%. 14.214 test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 56 casi. È stata rilevata la positività di 4 infermieri dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, un infermiere e un operatore tecnico dell'ASU FC, un infermiere del Burlo Garofalo, un tecnico di laboratorio del CRO di Aviano. Infine sono stati rilevati 3 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani di Grado e Pordenone e 4 tra gli operatori delle stesse a Udine, Trieste e Villa Santina. Si è spento a 85 anni Don Annilo Genero, per 53 anni parroco di Ara di Tricesimo, era malato da tempo. Lo scorso maggio aveva festeggiato 60 anni di ordinazione presbiteriale, da quel lontano 29 giugno 1961 che lo aveva visto iniziare il suo lungo percorso tra i fedeli friulani al servizio di Dio e della Chiesa Cattolica. Nato a Milano il 4 agosto 1936, ma originario di Rive d'Arcano, arrivò ad Ara nel 68, dando da subito un contributo importantissimo per il rafforzamento dell'attività del gruppo folcloristico e bandistico Rosade Furlane, una realtà che ha portato il nome di Tricesimo in tutta Europa e nel mondo. Per anni Don Genero ha mantenuto in vita la famosa tradizione del grande presepe allestito nella frazione tricesimana, uno dei più grandi d'Europa. Fu proprio lui ad avviare l'allestimento della natività tra le baracche che ospitavano i friulani rifugiati a seguito del terremoto del 1976. I funerali saranno celebrati martedì alle ore 15. Cronaca, curioso episodio questa mattina a Trieste a causa di un'auto finita sui binari della linea del tram lungo il tratto che attraversa via di Romagna. Il singolare incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per sollevare e togliere dalle rotaie la Mercedes rimasta bloccata. A guidare la vettura un uomo che ha percorso un lungo tratto della linea tranviaria ferma da anni prima di rimanere incastrato.
Dalla prima latteria sorta nel 1882 a Maniago alle sfide dell'era del Covid-19 su tutto il territorio del Friuli Occidentale, dove la cooperazione pesa per il 10% dell'intero panorama occupazionale. Il mondo produttivo provinciale celebra Conf Cooperative Pordenone, che sorse nel 1951. È una festa di tutto il territorio, di tutta la comunità. Le cooperative sono di per sé cooperative di comunità, sono cooperative di un territorio. In questa terra, dove ci sono dei distretti ad altissima densità cooperativa, i più alti d'Italia. Una cooperazione vera, autentica, una cooperazione impegnata, una cooperazione agricola, una cooperazione di credito, una cooperazione sociale, una cooperazione di lavoro. Qui c'è veramente il meglio della cooperazione, di una cooperazione vissuta e praticata. 70 anni è un arco di tempo molto lungo, quasi la vita media delle persone, gli anni della ricostruzione e la trasformazione in questa terra, in questa provincia, una trasformazione che ha consentito da un terreno e da una comunità povera che rinasceva dalla guerra, si voleva ricostruire, a una comunità ricca, una comunità che vive la sua dimensione e che si proietta verso il futuro. Beh, una bella emozione e anche una forte responsabilità, appunto, sia per ricordare il passato, l'impegno dei cooperatori di 70 anni fa e anche appunto continuare a stare a fianco ai cooperatori che sono impegnati nei vari settori, dall'agricolo al sociale, al culturale, al consumo, al credito cooperativo, turistico. Ci sono almeno 7-8 settori in cui sono coinvolte le nostre cooperative. Ecco, il nostro impegno è quello di essere a fianco dei territori, presenti nei vari comuni e creando e attivando delle alleanze con le realtà che operano sul territorio. A Butrio si è celebrata la festa in onore di Santa Barbara organizzata dalla sezione locale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia. Sentiamo. Si è celebrata questa mattina la festa in onore di Santa Barbara, la patrona di Butrio, organizzata dalla sezione locale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia. Numerose le autorità civili, militari presenti che per onorare Santa Barbara hanno sfilato dal piazzale del comune fino alla chiesa parrocchiale per poi assistere alla Santa Messa celebrata da padre Enzo Tonini. Emozionante il momento dell'alzabandiera per onorare i caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona d'alloro alla statua della Santa. È forse la giornata che noi dedichiamo alle associazioni d'arma che in questo momento ci sono state particolarmente vicine, quindi sì, è una giornata dove si ricorda il passato, il presente e si guarda al futuro, perché il messaggio che portano queste associazioni è estremamente importante anche per le generazioni future. Questa cerimonia qua viene programmata da un anno all'altro per fare in modo di avere il massimo delle autorità, dei soci, dei cittadini e tutti insieme e per dare immagine alla nostra associazione. Celebrati i 50 anni dell'Associazione Alpinismo Tricesimo, un sodalizio che ha portato sugli sci intere generazioni che questa mattina durante la festa ha ricevuto la visita della campionessa olimpionica Gabriella Paruzzi. Sono stati 50 anni intensi, veramente, con tante persone che hanno contribuito a realizzare ed arrivare a questo importantissimo traguardo e quindi direi che è una grande soddisfazione essere adesso il presidente di questa splendida associazione. Quanti sono i soci? Nell'ultima stagione utile, che è quella del 2019-2020, avevamo più di 400 soci e abbiamo fatto un corso di sci a Tarvisio a gennaio con più di 200 corsisti, di cui più di 160 erano bambini. Noi cerchiamo di mantenere la tradizione del corso di sci, non andiamo sull'agonismo, preferiamo puntare sulla socialità. Sicuramente un grandissimo complimento per aver raggiunto questo bellissimo compleanno. Non è facile, purtroppo non è sempre scontato che le nuove generazioni prendano in mano un sodalizio così importante come quello che hanno raggiunto qui a Tricesimo. L'augurio che io posso dare è di aver seminato bene per aver così in un futuro prossimo nuovi ragazzi, nuove persone che prendano in mano questa società, queste realtà che purtroppo sempre più faticano a trovare persone che si mettano a disposizione.
È stato presentato a Ruda il libro sui 100 anni del coro polifonico diretto da Fabiana Noro. L'opera è firmata dal giornalista Pierpaolo Gratton, storico presidente del gruppo. Vediamo. Fabiana Noro, cosa significa che su più di 100 riconoscimenti 41 li ha firmati lei, assieme al coro polifonico? Sì, ovviamente, è sempre lavoro di collaborazione, ma credo che significa una cosa semplicemente, significa semplicemente il fatto che ho sicuramente insieme al coro di Ruda lavorato tantissimo per raggiungere questi risultati, quindi tutto questo è frutto di un enorme lavoro di squadra, lavoro di tantissime prove per riuscire a raggiungere appunto i risultati che avevamo in qualche modo sognato e poi sperato ed infine raggiunto. Ci può descrivere la parabola di questa realtà? Ma per quanto mi riguarda è una parabola, diciamo, molto naturale, nel senso che appena arrivato ho iniziato a rimpostare un certo tipo di lavoro, ho cambiato determinati repertori, volevo che si affrontasse il grande repertorio per coro maschile, ho cominciato su suggerimento del presidente all'idea di affrontare le grandi competizioni nazionali ed internazionali, quindi pian piano vedendo che c'era una notevole risposta al tipo di lavoro che stavo facendo da parte di tutti i coristi e quindi vedendo che i risultati raggiunti potevano far sperare di poter fare dei passi ulteriormente ambiziosi, tutto è stato molto naturale, da una prima, diciamo così, visione di quella che poteva essere una realtà storica che non conoscevo ancora, ho man mano aggiunto dei tasselli a quello che è stato un lavoro di questo genere, diciamo di perfezionamento, e raggiunto poi questi grandi obiettivi, quindi tutto con grande naturalezza. In chiusura allo sport, l'Udinese non onora la festa per i 125 anni della società. Allo Stadio Friuli i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 contro un incerottato Genoa. Vediamo. È mancato di fare gol perché se chiaramente riesce a far gol la partita cambia radicalmente. I due volti sono un po' dovuti al fatto che nel primo tempo abbiamo lasciato un po' più di palleggio nella linea difensiva del Genoa per cercare di aprirci anche quegli spazi che magari sono più congeniali alle caratteristiche di alcuni giocatori nostri, e poi complice anche l'uscita di Pereira, e nel secondo tempo abbiamo cercato di dare molta più pressione alla loro metà campo e da parte mia ho cercato di utilizzare un po' tutte le qualità e le caratteristiche della rosa. Le cose cambiano veramente se gli fai gol, se Pussetto controlla verso la porta quella palla invece di fare un controllo più largo, se Betono prende il palo e va dentro, cioè, se qualcuno dei calci piazzati che abbiamo avuto ha miglior sorte, insomma, allora lì cambia molto la partita, altrimenti ti devi avere a che fare con una partita di grande intensità, di scontro fisico, di duelli. Il telegiornale finisce qui, ma rimanete con noi, c'è l'edizione domenicale di Sport FVG con i risultati di tutti i dilettanti. Buona serata.